All'interno del Palacongressi ieri sera si è svolto lo spettacolo inserito nell'evento Mythos Opera Festival che si sta svolgendo tra le piazze di Agrigento, Taormina e Catania per le vie del mito. Ad esibirsi gli artisti parigini guidati dall'attore messinese Nino Montalto. Per lo spettacolo Il Circo e la Strada, arricchendolo con tante performance. Dalle acrobazie ai giochi di prestigio e di abilità fino a quelli di magia che hanno coinvolto i più piccoli. Poi il momento più atteso, il cabaret con l'attore siciliano Nino Frassica, che ha interagito con il pubblico in sala rispondendo ironicamente, come nel suo stile, a una serie di domande sulla sua vita con una voce fuori campo che gliele poneva. Sono venuto ad Agrigento per incontrare Brucculeri, eccolo qua, questo ragazzo che ha dato tanto e tanto ancora deve dare e speriamo che poi dia. Diciamo, sono qui perché c'è un evento interessantissimo. Mi farai sentire stasera, Nino? Invece ricorderò i vecchi tempi, parlerò del Santo Natale, farò qualche preghierina così per le feste. Montalto ha detto che eravate amici sul palco, avete iniziato insieme. A Montalto l'ho fatto diciamo, iniziare io a lavorare nello spettacolo. L'ho preso a scuola, vedevo che era, si muoveva e ho detto questo ragazzo si muove, perché gli altri erano tutti fermi. Lui si muoveva, ho detto questo può fare spettacolo e infatti è diventato un clown alla grande. Qual è il successo di Nino Frassica? Perché piaci sempre? No, perché sono raccomandato prima dalla DC, poi dal PSI, dal Partito Socialista e ora poi il PD adesso è 5 Stelle. Anche con 5 Stelle c'è la Lega pure? Io vado con chi è più forte, prima mi informo poi vado. I programmi futuri sei impegnatissimo. Basta, mi fermo perché ho fatto troppo e quindi questa è l'ultima cosa che faccio. Non ci crediamo. No, domenica sono da Fazio. Grazie, auguri, buon anno. Agrigento, una città leggendaria. Io sono di origini siciliane, quindi per me è un grande piacere tornare nella mia terra. Da 35 anni e più vivo a Parigi. E a Parigi mi occupo di circo, cabaret, musical e quindi sono arrivato con la mia troupe. 15 artisti di generi diversi, equilibristi, maghi, giocolieri, fantasisti, acrobati e io faccio il comico sperando di fare ridere stasera. Come li ha reclutati questi artisti? E io da quasi 30 anni faccio un'attività su Parigi e anche altrove, dove presento dei cabaret e io faccio un po' la salsa, invito gli artisti che ho conosciuto nei vari festival per il mondo e quindi ho un fichier enorme e quindi tutti quelli con cui io sono attaccato emozionalmente, che sono diventati molto amici, allora io li prendo sempre con me.